25 aprile è una giornata importante, una giornata di riflessione e una giornata da celebrare e da ricordare. Ma sicuramente ricordiamo un momento importante della storia del nostro paese, anzi direi che abbiamo iniziato un cammino lungo, sofferto, proprio in quei giorni, in quelle ore che noi oggi ricordiamo. Ricordiamo anche delle figure straordinarie. Oggi a Trieste mi piacerebbe ricordare la figura di Don Marzari, che in qualche modo ha contribuito anche tanto alla storia di questo paese, di questa città, di questa regione, a combattere il nazifascismo e ad avere la possibilità, questo sì, di dimostrare valori alti in un'epoca buia e complicata. Ovviamente questi sono giorni anch'essi molto complessi, ma essere qui per i 70 anni è non solo un segno simbolicamente importante, ma anche un dovere. Mattarella ha detto che la democrazia va difesa. Beh, il Presidente naturalmente ha detto una cosa vera in un contesto nel quale abbiamo alle porte molte guerre, abbiamo tante persone che chiedono aiuto all'Europa, penso ai tanti migranti che attraversano i nostri confini, ma penso anche che sia arrivato il momento che questa democrazia permetta all'Italia e all'Europa di fare delle scelte, di assumersi delle responsabilità e di diventare finalmente quell'Europa politica che dia risposte non soltanto ai territori e ai luoghi, ma che dia risposte ai propri cittadini. È un momento in cui l'Italia non è così unita come dovrebbe essere. No, io credo assolutamente che invece lo siamo, credo anche che siamo arrivati a questo momento storico in un contesto di crisi economica, culturale, sociale e politica particolarmente violenta. Ciò nonostante siamo un paese che sta reagendo bene.